te Cittadella, al più bello dei tuoi trofei, le tue alte mura. A te Cittadella, gli anni passano, ma sono dei mattoni con cui costruisci la tua forza. A te Cittadella, che ci hai insegnato quanto importante sia resistere. A te Cittadella, alla tua vita, che non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda per raccontarla. A te Cittadella, buon compleanno per i tuoi 800 anni. Cittadella riparte e lo fa dall'alto dei suoi 800 anni. Sì, Cittadella riparte alla grande con una manifestazione importante, forse la più importante dei festeggiamenti dei nostri 800 anni. La banda di Carabinieri, e ringrazio l'Arma dei Carabinieri che ha voluto fortemente che la banda fosse qui questa sera per festeggiare i nostri 800 anni e per festeggiare anche quella che è la nostra ripartenza. Parte proprio di tutto quest'anno da Cittadella, dalle mostre che abbiamo inaugurato un mese fa, agli eventi sportivi, ricordiamo il Giro d'Italia, a tanto altro. Cittadella vuole ripartire alla grande, ha voluto fortemente ripartire alla grande, abbiamo inaugurato una grandissima mostra a Fanoli Canova, abbiamo inaugurato il nuovo Museo del Duomo, abbiamo avuto la partenza del Giro d'Italia a maggio, oggi la banda dei Carabinieri, ma sicuramente sarà un'escalation durante quest'estate per concludere poi con la nostra Fiera Franca che richiama normalmente circa 100.000 visitatori. È una voglia di ripartire, una voglia di vedere i turisti sopra le nostre mura, il ritorno agli 80.000 visitatori che arrivavano da tutto il mondo. Cittadella ha bisogno di ripartire, i cittadellesi hanno bisogno di ripartire. La realtà dell'Arma esiste da più di 100 anni. Qual è il connubio che lega le mura di Cittadella con l'Arma dei Carabinieri quest'anno? Sì, le mura compiono 800 anni, noi ne abbiamo appena compiuti 207. Mi piace pensare che l'elemento che ci accomuna sono le fondamenta. Le fondamenta delle mura e le fondamenta dell'Arma dei Carabinieri sono particolarmente solide. Una scenografia meravigliosa, quella della banda dell'Arma dei Carabinieri, con delle divise imponenti che ispirano anche un senso di protezione, in particolar modo in quest'anno difficile. Sì, diciamo che l'Arma dei Carabinieri in quest'anno ha espresso un po' quella che è stata la sua cifra distintiva, cioè la prossimità al cittadino, e le nostre uniformi sono state viste in tanti momenti di difficoltà. In questo momento mi piace pensare che la banda dei Carabinieri, come diceva lei, con le sue uniformi importanti, rappresentino un altro momento di vicinanza al cittadino per sottolineare questa ripartenza che speriamo non abbia fine. Ed eccomi con il senatore Antonio De Poli, buonasera, ospite di questa serata. 800 anni per Cittadella, un compleanno importante sotto tanti punti di vista. Ma sicuramente sì, Cittadella nel nostro territorio, essendo anche di questo territorio, è il nostro riferimento da sempre, poi una città straordinaria, bellissima, città murata come lo vediamo alle nostre spalle, e oggi con quella che è la manifestazione di questa sera sicuramente lancia un messaggio bellissimo per tutto il territorio di unità, di trasparenza, ma anche di attenzione verso quelli che sono i problemi e le situazioni che ci hanno inflitto in questo ultimo anno di pandemia. Quindi vorrei dire una speranza che guardi in avanti attraverso il concerto di questa sera. Cittadella e il restauro delle mura sono un impiego virtuoso delle risorse pubbliche. Ma sicuramente sì, quando si riesce a fare un'opera in velocità e forse ancora prima dei tempi che erano previsti, credo che sia un aspetto importante di un'amministrazione attenta alla risorsa pubblica, ai soldi pubblici, ai soldi della gente, e qui vediamo effettivamente un'opera fatta che è di una straordinaria bellezza. Ed eccomi col maestro Massimo Martinelli, buonasera maestro, un onore conoscerla, un onore averla qui questa sera a Cittadella.
Da 20 anni a capo di questa banda, com'è cambiata la banda nel tempo? Sicuramente evoluta in questi 20 anni perché ci sono state una serie di ingressi nuovi, di giovani che sono entrati a far parte della banda, tra cui anche l'elemento femminile finalmente è entrato a far parte della nostra banda. Adesso siamo arrivati a un numero di 4 donne, oggi purtroppo ne è presente solo una, tra l'altro poi anche abbastanza della zona, essendo l'unica friulana della banda, l'unica udinese. E comunque siamo molto contenti che la banda si rinnovi anche a livello di nuove leve, di giovani, e ci auguriamo in futuro anche di avere sempre un maggior numero di donne. La banda è formata da 102 maestri musicisti. Sì, tutti professori d'orchestra diplomati nei migliori conservatori italiani che fanno questa professione di musicista e militare nel contempo. Maestro, ci sarà la possibilità di poter apprezzare veramente dei pezzi strepitosi, ma anche qualche colpo di scena, perché a noi piacciono gli effetti speciali. Assolutamente, sì, sicuramente questa è una cornice ideale per qualche colpo di scena, quindi le sorprese devono rimanere tali, quindi non sveliamo nulla, però in alcuni brani in particolare abbiamo anche previsto qualche piccolo bis, ci saranno veramente delle piccole uscite a sorpresa che il pubblico sono certo apprezzerà. Preziosa e storica questa per Cittadella, per ascoltare una delle nostre eccellenze tutte italiane. Beh, un'occasione storica sicuramente, probabilmente anche un'occasione irripetibile. La banda dei Carabinieri appunto è l'unica banda in Italia, ha suonato in tutto il mondo, nei maggiori teatri, nelle piazze più importanti, Buckingham Palace, la Piazza Rossa. Averla qui tra le nostre mura in questa stupenda cornice sicuramente ci unisce, sì, di orgoglio, ma sicuramente ci unisce con l'Arma, un connubio tra Cittadella e l'Arma dei Carabinieri che secondo me non può altro che riservare cose fantastiche. Sono state settimane, per non dire mesi, molto intensi per quanto riguarda l'organizzazione di questo evento. Allora, precisamente il 29 maggio abbiamo avuto un accenno, neanche ancora una conferma, che la banda avrebbe potuto venire ad esibirsi a Cittadella, però c'erano ancora delle piccole incognite in quanto non si capiva ancora bene se avrebbero potuto venire con un sparuto gruppo di musicisti o con un numero maggiore, in quanto c'erano ancora delle prescrizioni legate alla pandemia del Covid. Invece sono arrivati in più di 60. Esattamente. Anche se la banda ne conta 102, però 60 sono molti. Comunque. Sono moltissimi, credetemi. Hanno fatto uno sforzo notevole. Imponenti sono state le misure di sicurezza per questo evento. Sicuramente, trattandosi di un evento così importante, la macchina organizzativa ha dovuto muovere sia i cinofili del nucleo cinofili di Torreglia che gli artifici di antisabotaggio del comando provinciale di Padova per garantire sia la sicurezza delle varie personalità e autorità militari e civili presenti, sia per evitare problemi legati all'ordine e sicurezza pubblica. E nel primo pomeriggio una squadra antisabotaggio ha bonificato totalmente l'area esterna del municipio, tutti gli uffici interni, e dopodiché da quel momento in poi non abbiamo più consentito l'accesso alle persone che non facessero parte del team organizzativo. Ed eccomi
con il presidente della provincia, dottor Fabio Bui. Buonasera Presidente. Grazie. Non posso non chiedere proprio a lei l'importanza delle città murate di Cittadella nell'Alta Padovana. Nell'Alta Padovana, nel Veneto, io direi. Certo. Quanto Cittadella è la vetrina della nostra provincia. Basta guardare qui questo splendore di cittadina che oggi festeggia gli 800 anni e li festeggia con una delle più belle istituzioni, quella dell'Arma dei Carabinieri. Io dico sempre le istituzioni di prossimità. Ogni paese ama i propri carabinieri, ama le proprie forze dell'ordine che non sono divise dal lavoro, sono la presenza dello Stato e quindi oggi Cittadella, la magnifica città di Cittadella, apre alle istituzioni, rappresenta le istituzioni, ma rappresenta le istituzioni nel Veneto, in Italia. Guardate, oggi il sindaco, l'amministrazione di Cittadella ha avuto una bellissima intuizione, quella di festeggiare con i carabinieri, con le forze dell'ordine e in generale questa splendida città che, lo dico da presidente della provincia, è la vetrina di Padova nel mondo. Questa magica serata finisce a Cittadella, un altro capitolo da aggiungere alla storia, che non sta nella lunghezza dei giorni, ma nell'uso sapiente che noi ne facciamo. Grazie ai gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata.